C'entro anch'io, c'entro anch'io. Buongiorno amici, siamo sempre in piazza Paolo VI e anche oggi vi raccontiamo altri dettagli del nostro Duomo Nuovo. Il Duomo Nuovo venne costruito in stile barocco nel periodo della Controriforma. Per 200 anni il cantiere fu al centro dell'attività artistica della città di Brescia. Famosa fu la rivalità tra due architetti, Giovanni Battista Lantana che voleva un edificio con pianta a croce greca e Pier Maria Bagnadore che invece lo voleva a croce latina. Qui lavorò anche Giovanni Antonio Carra, primo di una famosa famiglia di scultori bresciani. La cupola, che è verde perché è rivestita di rame, è di Luigi Cagnole, della terza cupola d'Italia per l'altezza interna, ben 80 metri. Chissà, potrebbe anche essere che in mezzo ai cantori del Duomo se ne nasconda qualcuno con l'oreccia de soi, se che il gaprope è un'oreccia de soi. E beh? Beh, all'orecchio, no, di legno, no? Il soi sa cos'è il soi? Ah no, del mastello, è il mastello, sì. Quindi uno che il gano oreccia de soi. Sì. Ma poco significato, non so, non riesco a afferrare esattamente il significato. Che l'elgano reccia? De soi. Se un cantante il gano oreccia de soi. No, non lo so, giuro. Cosa vuol dire? Adesso lo voglio sapere però. Oreccia, sai cos'è l'oreccia? Sì. Il gano oreccia de soi è uno secondo te stonato o intonato? Stonato. E secondo la superba ragazza? Hai un orecchio di soia? No, sono cosa? Vegetale. Il sacrestano storico del Duomo Vecchio e Nuovo, vero? Sì. Massimo, di una popolarità, di una simpatia, è il gano oreccia de soi. Capita di sentire in Duomo qualcuno che il gano oreccia de soi? Raramente perché non sanno più cosa vuol dire. Ma io so cos'è. Lo vedi? Perché? Che vuol dire che è? È un mastello, quello enorme dove lavavano i panni i nostri nonni. Magari ti facevano pure il bagnetto quando eri piccolino. Anche sì. Signor Roberto di Cremona, però trapiantato da tanti anni a Brescia, è il gano oreccia de soi. Non lei, un altro. Quello non so cosa è, non sono capace a tradurre. Lei sa cos'è il soi? Sì, il soi, dove lavano le donne i panni sporchi, soi. Esatto, il mastello. Quindi il gano oreccia de soi, secondo lei, com'è? Una persona con l'oreccia de soi. È uno che canta bene, che canta meno bene. Che canta meno bene, sicuramente. Uno che, non so, registra tutto, non lo so. Ma che lei il gano oreccia de soi. Non lo so. Il soi, sapete cos'è? Il mastello, no? Bravo, vedi Ezio. Quindi uno che ha l'orecchia di un mastello, sarà come? Grande, enorme. Oh sì, questa mi sfugge. Però sai che mia nonna una cosa del genere me la diceva. Tipo una cosa, uno che è duro d'orecchio, una cosa che è un orecchio duro a comprendere, un qualcosa del genere forse, non lo so, guarda, non lo so, credo. Ma dall'otorino. Sì, meglio, meglio va. Grazie, ciao. Niente, ciao. Non lo so, adesso non so cosa voglio dire. Ha un orecchio di sorda? Non so. Un po' sordo. Un po' sordo. Ha un orecchio di sai che è un po' sordo. Sai cos'è il soi? È il soi. Il soi no, non so cos'è il soi. Per me vuol dire che il gallo reccia come il soi della Bugada. È il soi della la bugada è il bucato, no? Esatto. Signora, lei dov'è? Di dov'è? Di Brescia città. Brescia città, è vero, ecco, il soi della bugada. Quindi uno che è il gano oreccia del soi della bugada. Vuol dire che il gana gran oreccia. L'orecchia dei soi? Soi, cos'era l'orecchia dei soi? Scusi? Soi è mastello. Il soi è il mastello, esatto, brava, vede? Un orecchio assoluto. Com'è? Un orecchio assoluto. Un orecchio assoluto? Sì, cioè, no. Per me vuol dire che non ha orecchio. Cioè? È stonato. Bravissima, ha azzeccato la risposta. Ah. Sì, quel cantante che è il gano oreccia de soi è particolarmente stonato, non fa bella figura. I gano oreccia de soi, avere un'orecchia da mastello, il famoso soi della Bugada, insomma, davvero, uno che le note ne prende una sì e 4 no. Grazie amici per essere stati con noi, vi do appuntamento alla prossima puntata. Arrivederci.